Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Gravissimo incidente stradale con 2 vittime questa mattina sulla 4 in direzione Venezia. A scontrarsi 2 mezzi, un furgone con all'interno 5 persone e un tir. Il tamponamento si è verificato all'altezza del comune di Palazzolo dello Stella, a pochi chilometri prima del casello della Tisana, e ha visto il primo mezzo incastrarsi sotto la parte posteriore del semirimorchio del mezzo pesante. In quel momento fermo in coda. Gravissimo il bilancio. 2 cittadini ucraini, una donna di 63 anni e un uomo di 37, sono deceduti sul colpo, intrappolati tra le lamiere. Altre 3 persone invece, sempre presenti nel furgone, sono rimaste ferite. Immediati soccorsi, ma visto anche il tratto a 3 corsie, non è stato necessario procedere alla chiusura della strada. Sul posto il personale di Autovie Venete, sanitari del 118, la polizia stradale per i rilievi, vigili del fuoco e mezzi di soccorso meccanico. Si segnalano code a tratti tra Villesse e la Tisana. Dalle 4 della scorsa notte per 6 ore il tratto di autostrada 4 tra la Tisana e il Portoguaro è stato chiuso in entrambe le direzioni a causa di un incidente. Un camion frigo che procedeva in direzione Venezia, che trasportava carne, è andato a sbattere contro il New Jersey che delimitano le careggiate, spostandoli nella corsia opposta e danneggiandoli. Il conducente è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale sanitario. L'incidente è avvenuto nel cantiere dove è in costruzione la terza corsia tra Alvisopoli e Portoguaro. Dalle 10 il traffico è ripreso a scorrere in entrambe le direzioni di marcia. Il personale di Autovie Venete, con l'ausilio dei mezzi di soccorso, è riuscito a sgomberare la careggiata. Per consentire ai veicoli di procedere senza ostacoli in sicurezza sono state anche tolte e sostituite le 8 barriere spartitraffico danneggiate. Operazioni complesse svolte per far defluire le code che si erano create tra San Giorgio e la Tisana in direzione Venezia e San Stino Portoguaro in direzione Trieste. Conseguentemente è stato riaperto anche lo svincolo di La Tisana in direzione Venezia. Leggera scossa di terremoto. Questa mattina alle 7:46 i sismografi dell'OGS hanno rilevato un sisma di magnitudo 2,6 con epicentro a 2 km a sud di Venzone e a una profondità di 12,7 km. La sala operativa regionale della protezione civile ha inviato la segnalazione automatica a tutto il sistema di protezione civile del Friuli Venezia Giulia. Non si segnalano danni a cose e persone, ma vista l'ora il leggero movimento tellurico è stato avvertito bene in tutta l'area del Gemonese. Dalle segnalazioni dei nostri telespettatori la scossa è stata sentita anche più a nord, da Amaro a Tolmezzo, oltre che in Valresia. Il progetto di riqualificazione del comprensorio della sede dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo a Udine è stato questa mattina al centro di un incontro che si è svolto nell'area stessa. La Regione attende ipotesi progettuali sulle quali trovare poi condivisione. Lo ha detto il vicepresidente Riccardo Riccardi, il quale ha anche annunciato come alle 14 al centro vaccinale in Fiera Udine prenderà avvio la somministrazione della terza dose di vaccino alle categorie fragili. Le persone vaccinate in regione sono 850.000. Oggi c'è, direi, l'avvio del gruppo di lavoro che si occuperà di questa importante operazione che riguarda un pezzo di città. Abbiamo cercato di coinvolgere tutti i principali protagonisti, dalla soprintendenza all'università, al comune, la circoscrizione e le aziende sanitarie. Confidiamo che vengano elaborate delle ipotesi che poi naturalmente dovranno vedere un percorso partecipativo e devono tenere conto sicuramente del segno che in questo luogo c'è stato, deve tener conto di una serie del patrimonio ambientale, culturale, quindi sicuramente un progetto ambizioso che per questa città significa molto. Nel pomeriggio lei sarà presente all'inaugurazione del punto vaccinale in Fiera per somministrare la terza dose di vaccino. Sì, cominciamo con la terza dose per le categorie fragili individuate dalla gestione commissariale. Procediamo in quel percorso in salita della campagna vaccinale, anche se si semplificano i numeri, non dobbiamo dimenticare che in questa regione sono state somministrate 1.600.000 dosi. Oggi superiamo le 850.000 persone che hanno deciso di vaccinarsi. Dobbiamo ancora recuperare alcuni punti, ma stiamo andando avanti nella direzione che io penso sia l'unica possibile, quello di aderire alla campagna vaccinale. Vediamo come il contagio sia ancora presente in regione, ma nello stesso tempo vediamo anche che la pressione dei numeri del sistema ospedaliero
e in qualche modo sono contenuti sicuramente da quello che è l'avanzamento del contagio. Calano quasi del 30% i nuovi contagi in Friuli Venezia Giulia, cresce il tasso di occupazione delle terapie intensive, emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. In regione ha completato il ciclo vaccinale il 67,6% della popolazione. Dopo la leggera risalita della settimana scorsa, negli ultimi 7 giorni sono diminuiti quasi del 30% i nuovi casi di Covid in Friuli Venezia Giulia. Tra il 15 e il 21 settembre si registra una performance in miglioramento anche per i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, passati da 118 a 104. Risale l'occupazione dei posti letto Covid in terapia intensiva, dal 5 al 7%, mentre resta stabile al 4% quella nelle aree mediche. È quanto si evince dall'ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nell'ultima settimana si contano 91 nuovi contagi in provincia di Trieste, 44 a Udine, 33 a Pordenone, 25 a Gorizia. A livello nazionale si conferma un ulteriore calo di tutte le curve, ad eccezione dei decessi che restano stabili. Sul fronte delle vaccinazioni, la Fondazione evidenzia come nelle ultime 2 settimane siano crollate del 40% le nuove somministrazioni. Nell'ultima settimana, a livello nazionale, si sono registrati 486.000 nuovi vaccinati. L'esitazione persiste negli ultracinquantenni e frena anche la fascia 12-19 anni. In Friuli Venezia Giulia la popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 67,6%, 2 punti sotto la media italiana, a cui aggiungere un ulteriore 4,3%, media italiana del 5,2%, solo con una prima dose. Gli ultracinquantenni senza copertura vaccinale sono nella nostra regione il 15,6% contro il dato nazionale del 10,5%. I ragazzi tra i 12 e i 19 anni che non hanno ricevuto nemmeno una dose sono il 38,6% rispetto al 32,1% in Italia. Bella novità per il centro storico di Udine, in via Leonello, di fronte al museo di Casa Cavazzini. Questa mattina è stata posizionata la nuova edicola in stile Liberty che andrà a sostituire quella posizionata in piazza San Giacomo. Da questa mattina fa bella mostra di sé davanti a Palazzo d'Aronco la nuova edicola chiamata a raccogliere il testimone da quella di piazza San Giacomo che nei prossimi mesi sarà rimossa. La rivenditoria di giornali e riviste, creata in stile Liberty con una pianta a forma ottagonale, è stata posizionata questa mattina in via del Lionello, ai piedi del Palazzo Municipale. L'edicola, costata 60.000 euro, è di proprietà comunale ed è stata progettata con il placet della Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia, lo stesso ente che nel 2012 aveva chiesto la rimozione di quella anni 80 posizionata in piazza Matteotti, considerata dalle belle arti troppo impattante per la monumentale piazza e un ostacolo per la visione del pozzo cinquecentesco posto a lato della chiesa. In accordo con la Soprintendenza, spiega a Telefriuli l'assessore al bilancio e al patrimonio di Udine Francesca Laudicina, siamo riusciti a preservare un'edicola nel centro storico udinese, trovando comunque una collocazione in un punto di passaggio. Ritengo che così si possa chiudere una vicenda nata diversi anni fa in maniera molto positiva. Lo sgombero della vecchia edicola di piazza San Giacomo, conclude Laudicina, avverrà solamente dopo l'assegnazione della gestione della struttura. Le domande per partecipare al bando di gara si potranno presentare fino alle 13 di lunedì 4 ottobre, poi l'apposita commissione si esprimerà sull'affidamento. Successo per la rassegna 2021 di Udine Estate, con un maggior numero di eventi, tante location e oltre 50.000 presenze in città. Adesso si guarda alla programmazione degli appuntamenti per il periodo natalizio. Successo per la rassegna di Udine Estate edizione 2021. 50.000 le presenze rispetto alle 36.000 dello scorso anno, 436 gli eventi contro i 350 del 2020, proposti a un pubblico disciplinato e rispettoso delle norme anti-Covid. C'è stato un notevole impegno finanziario anche dell'amministrazione cittadina, supportata, e questo io ci tengo anche a ricordarlo, dal generoso contributo che ci è giunto dall'amministrazione regionale e dalla Fondazione Friuli. E adesso si guarda già alla programmazione autunnale e a quella per le feste di Natale. L'intenzione dell'amministrazione e di chi vi parla è quella di proporre un nuovo avviso pubblico per una rassegna teatrale a cavallo tra i mesi di novembre e dicembre, che poi ci avvicinerà evidentemente anche agli eventi natalizi, per dare modo a tante di queste associazioni
professionali o meno professionali che hanno subito il forte contraccolpo, la chiusura dovuta al Covid, di riprogrammare. Al via con un vero sold out nella centralissima Piazza della Repubblica gli eventi di Geografie Festival 2021, pubblico delle grandi occasioni e code distanziate all'esterno dello Spazio Nord per assistere agli incontri inaugurali nella serata di mercoledì con l'incontro attesissimo affidato al giornalista e scrittore Antonio Caprarica. Scrivere e leggere la Terra, rappresentare un viaggio che è spostamento fisico nello spazio ma anche nel tempo e nella storia. Proprio i paesaggi umani e naturali nella giornata di venerdì 24 settembre saranno al centro del cartellone di geografie promosso dal comune di Monfalcone con Fondazione Pordone Legge con il sostegno di Fincantieri curato da Gianmarco Villalta, Michela Zin, Silvana Corbatto e Roberto Covaz con il comitato scientifico del comune di Monfalcone. La pandemia ha comportato anche la riduzione del 50% in regione delle iscrizioni al registro dei donatori di midollo osseo. Per questo è accorato l'appello di ADMO FVG per partecipare alle giornate di sensibilizzazione in programma Udine, Pordenone e Gorizia. I danni del Covid non solo hanno ripercussioni dirette sulla sanità, ma si portano dietro anche altri strascichi. Uno di questi è il calo di donazioni riscontrato dall'ADMO, anche in Friuli Venezia Giulia. Sono molte le persone che ogni anno in Italia necessitano del trapianto di midollo osseo, ma purtroppo solo una su 100.000 è quella giusta. Per coloro che non hanno un donatore consanguineo, la speranza di trovare un midollo compatibile per il trapianto è legata all'esistenza del maggior numero possibile di donatori volontari tipizzati. Gli effetti della pandemia si sono fatti sentire anche quest'anno, registrando una diminuzione del 50% dei nuovi potenziali iscritti al registro donatori. Anche per invertire la rotta, fino al 9 ottobre la campagna Match It Now torna nelle piazze italiane per sensibilizzare i giovani sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali omopoietiche. Ci saranno i nostri volontari, vi daranno tutte le informazioni e vi accompagneranno nella procedura di iscrizione vera e propria che per il momento causa Covid avviene all'interno dei centri trasfusionali. A seguito di questo periodo pandemico purtroppo abbiamo avuto un grosso calo di iscrizioni, ma non dobbiamo perdere la speranza perché ci sono tante persone in attesa di trapianto che hanno bisogno di noi. Quindi vi aspetto a Match It Now 2021 con il cuore aperto. Appuntamento a Pordenone, in piazzetta Calderari e Udine in piazzetta Matteotti il 25 settembre e a Gorizia il 2 ottobre in Corso Verdi. Il telegiornale termina qui, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.